Avvolta dalla sterpaglia, in un tempo che sembra congelato, ecco la villetta di via Sabbioni a Noventa Padovana, la casa di Freddy Sorgato dove venne uccisa e fatta sparire Isabella Noventa. Dopo oltre 5 anni l'immobile è stato dissequestrato e il fratello della donna è entrato per la prima volta in questa casa, divenuta di sua proprietà come risarcimento. Sembra di rivivere tutta quell'angoscia di 5 anni fa. Entrare in questa casa per me è stato un colpo forte al cuore, perché ho rivissuto quel momento che sono venuto a chiedere informazioni a Freddy. Paolo è tornato qui, l'ultima volta vi entrò il 16 gennaio 2016 per chiedere a Freddy notizie di Isabella che quella notte non era rientrata. Questa porta qua era chiusa, sono entrato da qui e mi ha fatto accomodare qua, perché è l'unico posto dove non volti le spalle alla persona che ti ospita, ma alle spalle hai l'ingresso. Deborah gli è piombata da dietro. E poi il racconto della Cacco, che quando sono tornati indietro dopo il depistaggio, che Deborah gli ha detto di pulire, che lei ha detto mi sembrava di pulire sul pulito. Questo è l'angolo che gli hanno chiesto di pulire. Per cui mia sorella era seduta qua dove mi sono seduto io e Deborah gli è piombata da dietro. In questa cucina, con farmaci e alimenti che fotografano il giorno prima dell'arresto del camionista ballerino, Isabella venne colpita a morte. La verità processuale dirà che a infierire i colpi con una mazzetta fu Deborah Sorgato, la sorella di Freddy, che poi mise ad Isabella in testa una busta di plastica. I due fratelli sono stati condannati a 30 anni di carcere. L'unica testimonianza è quella della terza complice, Manuela Cacco, la tabaccaia ex amante, condannata a 16 anni di carcere. Io sentivo qualcosa che non quadrava. Effettivamente c'era la Cacco su per le scale che ascoltava tutto quello che dicevamo. Le scale che portano al primo piano, alla camera di Freddy, il camionista dopo l'arresto nel febbraio 2016 disse che Isabella era morta durante un gioco erotico finito male, una bugia a cui la famiglia della donna non ha mai creduto. Mi sono reso conto che i due fratelli sono due sociopatici, non provano emozioni, perché non puoi avere la fotografia della persona che hai ucciso, che ti guarda con quegli occhi e non provare emozione. Io l'avrei, credo che qualsiasi persona la tolga, per cui Nelle stanze disordinate, tra vecchi CD di salsa, biciclette e panni ancora stesi, colpisce come un pugno una foto con un primo piano di Isabella, i suoi occhi che ti fissano quasi a chiedere verità, una verità che il fratello spera ancora di trovare. dov'è mia sorella? Non credo sia qui, però che ne so, qualche indizio che magari hanno tralasciato che mi porti al ritrovamento del corpo per me sarebbe la cosa importante.